Maxi sequestro di cocaina da Aiello del Friuli in un casolare abbandonato. Il cane Ghioma ha scoperto 100 kg di droga nascosti da sconosciuti, il più grande sequestro degli ultimi anni. Primo giorno di zona bianca per il Friuli Venezia Giulia, via il coprifuoco, bar e ristoranti accolgono i clienti all'interno. Federica, speriamo sia l'ultima chiusura al prefetto Valenti, ricordate le mascherine. Primi caffè al banco e primi pranzi al chiuso in tutta la regione, l'emozione degli esercenti nel salutare nuovamente i clienti, come aprire la prima volta, una boccata d'ossigeno, dicono. La nomina di De Monte, direttore del Sores, finisce in Parlamento. Le Dem, Roiz e Lorenzin chiedono l'intervento del ministro Speranza. Intanto il direttore regionale Tonutti convocato in terza commissione. Slitta ancora la decisione sulla panchina dell'Udinese. Zanetti oggi a colloquio con i dirigenti del Venezia sul suo futuro e Pozzo prendono tempo per un'eventuale conferma di Gotti. Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Oggi primo giorno di zona bianca in Friuli Venezia Giulia. L'avete sentito dai nostri titoli, argomento che affronteremo tra poco perché in apertura parliamo di un maxi sequestro di cocaina. 100 kg di droga, di sostanza stupefacente sono stati trovati nascosti in un casolare abbandonato ad Aiello del Friuli dalle unità cinofile della Guardia di Finanza. Allora, vediamo com'è andata. 30 milioni di euro. Questo avrebbero fruttato dopo essere tagliati 100 kg di cocaina divisi in panetti e inscatolati trovati quasi per caso in un edificio abbandonato di Aiello del Friuli. A scoprire lo stupefacente Guillaume, il cane antidroga della Guardia di Finanza di San Giorgio di Nogaro. La scoperta è nata dall'intervento dei vigili del fuoco allertati per una fuga di gas. Giunti sul posto hanno trovato all'interno dello stabile, oltre a mobili dismessi e pneumatici usati, bombole di gas e taniche di benzina. Hanno così contattato la Guardia di Finanza per risalire al proprietario dell'edificio, in modo da intimargli di rimuovere il materiale pericoloso e mettere in sicurezza l'area. Ma i militari delle Fiamme Gialle, non riuscendo in alcun modo a contattarlo, hanno avviato un'ispezione più approfondita, scoprendo, grazie all'unità cinofila, 5 scatoloni pieni di cocaina. 100 pacchetti pronti alla spedizione. L'immobile è stato così subito sigillato e la sostanza stupefacente posta sotto sequestro. I 100 kg di cocaina da un valore di 5 milioni di euro, opportunamente tagliati, avrebbero permesso di confezionare 500.000 dosi per un ricavo superiore ai 30 milioni. Ha avuto per esempio il sapore del primo caffè al banco dopo tanto tempo. Oggi il ritorno, il passaggio in zona bianca del Friuli Venezia Giulia con Sardegna e Molise. Il presidente della regione Federica chiede attenzione dovuta, insiste sulla campagna vaccinale per evitare che alla fine dell'estate accada quanto successo lo scorso anno. Con il rito del caffè sorseggiato nella tazzina in ceramica al bancone del proprio bar preferito, molti cittadini del Friuli Venezia Giulia questa mattina hanno salutato il passaggio della regione in zona bianca. Si assapora il ritorno alla normalità con l'apertura di fatto di tutte le attività rimaste ferme per mesi e con l'abolizione da oggi del coprifuoco. Approfittiamo di questa opportunità di riapertura, ma con l'attenzione dovuta e con la prospettiva di continuare una campagna vaccinale poderosa, perché non potremo permetterci di trovarci a settembre nella situazione dell'anno scorso. Lo ha detto il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, questa mattina a Radio 24. Il governatore ha ricordato come il Friuli Venezia Giulia sia stato duramente colpito dalla pandemia a marzo tra la seconda e la terza ondata. Oggi invece, ha detto, vedo una situazione in netto miglioramento con un abbassamento di contagi rilevante dovuto sicuramente alla campagna vaccinale. Ma cosa cambia con il passaggio in zona bianca? Nei bar e nei ristoranti sarà possibile consumare anche all'interno dei locali, senza più il limite dei 4 commensali per tavola, ma garantendo il metro di distanza e nel rispetto della capienza massima. Via libera anche al caffè al bancone. Per i buffet resta l'obbligo di somministrazione da parte di personale incaricato, salvo che non si tratti di prodotti monodose confezionati.
Ritornano in attività le piscine al chiuso, riaprono parchi tematici e di divertimento. Semaforo verde pure per le cerimonie all'aperto e al chiuso, con l'obbligo per i partecipanti di Green Pass. Possono essere nuovamente programmati fiere, congressi, convegni, sagre, eventi sportivi aperti al pubblico. Riaprono sale giochi e scommesse, sale bingo, casinò, centri culturali, sociali e ricreativi. Via libera anche ai corsi di formazione. Manca al momento la data a partire dalla quale sarà possibile ballare nelle discoteche, che ora possono operare solo come bar e ristoranti. Rimangono gli obblighi di mascherina, distanziamento, attenta igiene delle mani e areazione e sanificazione dei locali chiusi. Per il vicepresidente della Regione Riccardi il passaggio in zona bianca è un traguardo raggiunto con merito, ma anche Riccardi invita alla dovuta attenzione e a vaccinarsi. Il primo traguardo, quello della zona bianca, è stato raggiunto. Ora la sfida è mantenere il colore con minori restrizioni e lo si dovrà fare grazie a due capisaldi: rispetto delle regole e vaccinazioni, come sottolinea il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi. Dipenderà molto dai comportamenti che avremo, ma io sono certo che la responsabilità delle persone, anche sulla base di tutto quello che abbiamo vissuto, ci sarà, e quindi l'importante è mantenerla, non averla conquistata. In questo momento la conquista della zona bianca è un risultato, ora dobbiamo tutti lavorare per mantenerla. Una spinta ulteriore arriverà dal fatto che dal 3 giugno si apriranno le prenotazioni per tutti per la vaccinazione anti-Covid. Noi ci aspettiamo sicuramente un risultato importante, c'è una potenzialità di 220.000 persone e naturalmente ci auguriamo che l'adesione sia ampia. Ormai, come vediamo, siamo in grado di raggiungere tra le 90 e le 100.000 dosi alla settimana, quindi è un lavoro imponente. Alle porte c'è un'estate di normalità, ma Riccardi sottolinea come non si debba dimenticare che il virus è ancora in circolazione. La temperatura e l'aria aperta sicuramente ci aiuta, questo però, continuo a dire, ci deve comunque far mantenere quelle regole, quelle regolette molto semplici che tutti abbiamo conosciuto e che, per il rispetto non solo di noi stessi ma soprattutto degli altri, dobbiamo continuare a mantenere. Anche in zona bianca restano delle regole da seguire, quella di indossare la mascherina, lo ricorda il prefetto Valenti, che invita la popolazione alla prudenza. Si torna alla normalità, anche se mascherine e distanziamento vanno mantenute, come sottolinea il prefetto di Trieste Valerio Valenti. Per il resto riaprono tutte le attività, è possibile anche consumare all'interno dei locali, al banco, seduti. Molte palestre, insomma riprende vita la città, il territorio, e credo che di questo possiamo essere tutti molto soddisfatti. È anche il frutto di uno sforzo collettivo. Il senso di responsabilità deve essere la guida per ciascuno di noi, e il tunnel nel quale si intravede la luce è comunque un tunnel dal quale dobbiamo definitivamente uscire grazie ai vaccini e al nostro buonsenso, appunto. Oggi è stato per il Friuli Venezia Giulia il primo giorno in zona bianca. Mercoledì sarà invece la festa del 2 giugno e in questo senso il prefetto rivolge un pensiero agli operatori in prima linea. Il mio pensiero va anche a tutto quello che abbiamo lasciato alle spalle, alla sofferenza di questi mesi, ai morti, ai malati, a chi ha lavorato per questo obiettivo, e penso che il 2 giugno, che è la festa della Repubblica che tra qualche giorno celebreremo, debba essere soprattutto dedicata appunto al rilancio di questo Paese e speriamo innanzitutto al rilancio di questa regione. E questa giornata è stata segnata da piacevoli abitudini ritrovate, come quella di un caffè al banco. Siamo andati in centro Udine per vedere com'è andata la colazione questa mattina. Vediamo già gente che deve bere il caffè al banco. Beh, direi che l'entusiasmo è tanto, la voglia di stare al banco e di stare in compagnia è sicuramente un bel momento, una bella emozione finalmente. C'è stato più movimento anche grazie a questa possibilità? Assolutamente, sì. Poi oggi e domani comunque sono 2 giorni un po' calmi, perché mercoledì è festa, tanta gente fa ponte, quindi c'è un pochino più di calma. Però sicuramente è un altro modo di lavorare, c'è più movimento. Anche il sole ci aiuta. Una bella soddisfazione, gratificante, veramente buonissimo il caffè, caldo al banco, perché chiaro, essendo più caldo non era aperto col freddo. Riprendere questa buona abitudine. Sì, esattamente, abbiamo la possibilità di potersi gustare un ottimo caffè qui al bar
e c'è questa libertà, finalmente possiamo stare veramente goderci bene il caffè. Ecco, loro l'hanno bevuto il caffè, tu lo stai assaporando proprio in questo momento. Berlo al banco è tutta un'altra cosa. Sì, al banco è più caldo, più pronto, subito. Si sente il caffè che è appena fatto e quindi è più buono e ti tira più su, insomma. Ed è cambiato anche il fatto che si può mangiare di nuovo anche al chiuso, questo per i ristoranti che hanno potuto quindi accogliere al loro interno i clienti. Primo giorno di zona bianca, cosa comporta per voi? È stato emozionante riaprire questa mattina, riaccendere le luci, accogliere i clienti seduti e sentire il vociare proprio dei clienti seduti al tavolo. Abbiamo voluto riaprire proprio anche di lunedì, anche se noi dovevamo osservare il turno di riposo. E chiaramente non c'è molta gente in giro, ma l'avevamo già notato ancora ieri, domenica, perché questa è una settimana che c'è 2 specie di weekend collegati. È senz'altro un grandissimo piacere. Non vedevamo l'ora, continueremo senz'altro a rispettare le normative vigenti. Adesso, sempre rispettando appunto la distanza sociale, riusciamo ad avere all'incirca una trentina di coperti. Col cliente all'esterno ce la cavavamo, nel senso che con 20 posti fra tavolini, sgabelli alti, piuttosto che niente si lavorava lo stesso. Chiaramente la comodità di poter mangiare all'interno, seduti, comodi, è un vantaggio per i clienti e un vantaggio anche per noi che si torna a lavorare in maniera normale. Com'è stato accogliere il primo cliente oggi che poteva finalmente sedersi dentro? È stata un'emozione? Sì, perché questo cliente fortunatamente è stato tutto il periodo anche di lockdown, è venuto a prendersi da mangiare, per cui è stato molto fedele e oggi proprio sembra proprio che aspettasse questo giorno, per cui sì, sia per noi che per lui è stato bello, insomma. Noi voltiamo pagina, sono ancora da chiarire le cause dell'incendio che ha distrutto parte delle attrezzature che sono utilizzate per il Palio di San Donato a Cividale. Il rogo scoppiato nel pomeriggio di ieri in una zona ex caserma ha gravemente danneggiato alcune delle strutture utilizzate per il Palio di San Donato a Cividale del Friuli. Pensavamo ovviamente che fosse qualcosa di piccola entità, però poi arrivati sul posto c'erano già i carabinieri, i vigili del fuoco, diciamo che alle nostre spalle potete vedere il danno che si è venuto a creare. Sono andati persi i carretti che erano stati fatti dalle associazioni, dai borghi del Palio di San Donato. Uno dei 2 era il carretto che portava il patriarca all'ingresso in città e poi una catapulta che faceva parte degli allestimenti di Borgo San Pietro, nonché il chiosco di un'associazione che era quello che trovavamo di fronte alle poste, sempre in occasione del Palio di San Donato. Il danno poteva essere molto più ingente e quindi ci riteniamo fortunati. Adesso valuteranno cosa ha fatto scaturire questo incendio e poi cercheremo ovviamente di ripartire, di utilizzare, ahimè, anche questo evento poco gradito come punto di forza e di unione tra le associazioni e i borghi per riproporre nel 2022 un palio ancora migliore. Un trentenne residente in provincia di Cosenza e una 33enne del Casertano, entrambi pregiudicati e di nazionalità ucraina, sono stati denunciati dai carabinieri di Udine per truffa aggravata in concorso perché fingendosi tecnici della Sisal, dopo aver contattato telefonicamente una ricevitoria tabaccheria di Udine, hanno indotto il responsabile a effettuare delle operazioni di ricarica per 7.500 euro su carte ricaricabili della Sisal Pay intestata ai malviventi. E sempre per truffa sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Fagagna un uomo di 33 anni e una donna di 34, quest'ultima cittadina di origine indiana, entrambi residenti a Roma e con precedenti penali. Le indagini sono partite dalla denuncia di un uomo di 54 anni residente nel Friuli Collinare che aveva messo in vendita online una cucina a gas. I 2 si sono fatti accreditare su 2 carte PostePay la somma di 3.500 euro.
Un 22enne palestinese è stato condannato dal Tribunale di Udine per tentata estorsione e ricettazione. Aveva aiutato un nordafricano a farsi pagare con l'intimidazione una partita di droga. Aveva aiutato un'altra persona, un 23enne marocchino, a cercare di riscuotere con l'intimidazione il pagamento di un quantitativo di hashish. Un 22enne palestinese è stato condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per tentata estorsione e ricettazione. È la pena inflitta dal Tribunale Collegiale di Udine a Majdi Alamawi, difeso dall'avvocato Raffaella Liguori. I fatti, contestati dal PM Elisa Calligaris, che aveva chiesto una pena di 2 anni e 8 mesi, stando le accuse, il ragazzo si fece consegnare a Udine dall'acquirente 85 euro, mentre il nordafricano, che aveva ceduto lo stupefacente, aveva ricevuto a Cividale 250 euro. All'appello però mancavano altri 215 euro. Il compratore fu schiaffeggiato e minacciato in più occasioni a Cividale dal venditore e in un'altra, a Palmanova, fu preso a sberle da Alamawi e a calci dall'altro, con l'intento di recuperare la cifra residua senza però riuscirci perché l'acquirente era rimasto senza soldi. L'altra imputazione per la quale il giovane è stato condannato riguarda la vendita, avvenuta sempre a marzo 2017, a un compraoro di Udine di un bracciale d'oro di 12 grammi, poi risultato rubato. Ad Alamawi, il cui difensore ha già annunciato il ricorso in appello, è stata anche revocata la sospensione di una pena comminata dal Tribunale dei minori. Ancora rintracci di migranti a Udine questa mattina, 90 stranieri tra cui 5 minorenni di nazionalità per lo più pakistana, ma c'erano anche alcuni eritrei, sono stati rintracciati tra Viale Palmanova e Via Grado e zona Paparotti a Udine dagli agenti della Polizia di Stato e dai carabinieri delle norme del capoluogo. Sono stati tutti portati all'ex caserma Cavarzerani e avviati al triage, quarantena fiduciaria. Per gli under 18 è stata invece individuata una struttura per minorenni. Riapriamo la pagina Covid per i dati aggiornati di oggi, con 8 nuovi contagi rilevati su 1477 test eseguiti tra tamponi molecolari e test rapidi. Nessun decesso, sono 5 ricoveri in terapia intensiva e 38 le persone accolte in altri reparti. Scendono a 4.869 le persone in isolamento. E ora parliamo del caso Amato De Monte, nominato direttore della Sodes senza essere vaccinato. Caso che ha approdato in Parlamento perché la deputata Dem Lorenzin e la senatrice Roiz hanno interrogato sulla questione il ministro della Salute Speranza. Il caso De Monte approda a Roma e lo fa per mano del Partito Democratico. La nomina direttore del SORES dell'ex direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione di Udine, Amato De Monte, finita al centro del polverone sollevato dai sindacati per la mancata vaccinazione dello stesso De Monte, è arrivato alla Camera dei Deputati e al Senato, con le Dem Beatrice Lorenzin e Tatiana Roic a interrogare il Ministro della Salute Speranza. Le parlamentari ricostruiscono la successione fattuale e temporale che ha portato ad assegnare il dottor Amato De Monte alla struttura operativa regionale emergenza sanitaria a partire dal 1 giugno 2021, richiamando le disposizioni di legge in materia di obbligo di vaccinazione del personale sanitario. La richiesta è di verificare per chiarire se sussistano elementi per intervenire sulla regione affinché De Monte venga ricollocato o sospeso dall'incarico. Il primario aveva risposto alle polemiche nate dai sindacati e dal mondo politico rispondendo di non essere un Novax e anzi di non essersi ancora vaccinato per problematiche di salute. La sua nomina sarà anche discussa in Consiglio regionale con la convocazione del direttore generale Giuseppe Tonutti in terza commissione. Il rinnovo del contratto è un diritto e questo l'appello che lanciano i sindacati regionali dei trasporti di CGIL, CISL e UGL alla vigilia dello sciopero nazionale del trasporto pubblico locale. L'agitazione che coinvolgerà anche le aziende regionali APT Gorizia, ATAP Pordenone, Trieste Trasporti e Arriva SAF Udine, consorziate in TPL e FVG, è stato proclamato per l'intera giornata di domani nel rispetto delle fasce di garanzia. CGIL, CISL, UIL, CISAL e UGL rivendicano riconoscimento che i lavoratori meritano a partire dalla copertura economica per il triennio 2018-2020 e l'immediato avvio del confronto per il rinnovo normativo ed economico del contratto nazionale scaduto da 3 anni. È stato indetto un presidio dalle 9:30 alle 11:30 di domani a Gorizia davanti alla sede di TPL FVG. Continua la campagna del gruppo ERA sulla decarbonizzazione. L'obiettivo è permettere ai clienti di incidere nella transizione energetica raggiungendo gli obiettivi di riduzione delle emissioni del 37% al 2030.
Passa dall'installazione di pannelli solari la missione del gruppo ERA a favore dell'ambiente. I clienti stessi si trasformano così in produttori di energia verde. Ridurre la propria impronta sull'ambiente è uno degli obiettivi che hanno i nostri clienti e l'obiettivo che noi abbiamo è quello di aiutare i nostri clienti a raggiungere questo ambizioso risultato. Lo abbiamo fatto in questi ultimi mesi proponendo ai clienti energia elettrica da fonti rinnovabili, proponendo gas ad emissioni compensate, quindi senza pesare sull'impatto ambientale. Lo facciamo oggi con una nuova proposta, la proposta dell'installazione di pannelli fotovoltaici. Perché questo? Perché abbiamo capito che molti clienti hanno il desiderio di fare qualcosa in più, di produrre autonomamente energia utilizzando il sole, quindi energia rinnovabile, senza impatto sull'ambiente, ma si trovano in grande difficoltà relativamente alle complessità tecniche, amministrative e fiscali. Noi lo facciamo con una proposta semplice, chiave in mano, che dà la possibilità di avere direttamente lo sconto in fattura e la possibilità di avere una rateizzazione del restante importo corrispondente al periodo nel quale si ottengono i risparmi energetici. Quindi una proposta che fa bene al portafoglio e fa bene soprattutto all'ambiente, che lanciamo per i nostri clienti. Permettere alle donne che lavorano nei settori dell'artigianato e del commercio di diventare madri senza per questo perdere la propria attività lavorativa. E questo è l'obiettivo di un programma che è stato presentato questa mattina da Confesercenti all'assessorato alle pari opportunità del Comune di Udine. Presentato questa mattina in Comune a Udine un nuovo progetto che vede la collaborazione tra il Comune e Confesercenti, che riguarda la tutela della maternità. Noi abbiamo trovato, entrando nelle pieghe dei documenti, dal 2021 al 2027 ora c'è un settennato dove poter utilizzare i fondi sociali europei per poter intervenire a favore di ciò che secondo noi è molto importante: la maternità nell'imprenditoria femminile, soprattutto nella microimpresa. Le donne che hanno un'attività commerciale di pubblico esercizio o comunque un'attività imprenditoriale micro, e quindi il 95% delle attività esistenti, le donne che sono contemporaneamente titolari e lavoratrici, bisogna tutelarle molto meglio e insieme all'assessorato dell'Asia Battaglia delle pari opportunità del Comune di Udine presentare in Regione una richiesta di poter utilizzare i fondi sociali europei per questa iniziativa. Sappiamo che le tutele per queste donne sono pochissime, per cui con questo documento che parte da Udine ma che vuole poi coinvolgere tutti i comuni capoluogo della nostra regione per poi arrivare sul tavolo della regione, appunto ci propongono di utilizzare i fondi europei a favore appunto dell'imprenditoria femminile. Una proposta concreta, una proposta che condividerò con la Commissione Pari Opportunità del Comune di Udine e che cercheremo di portare avanti, perché sappiamo insomma quanto è importante tutelare le donne nel momento in cui decidono di avere un figlio. Torna in presenza il Palio Studentesco per celebrare la sua 50ª edizione. Per l'occasione non sarà ospitato dal Palamostre come da tradizione, bensì da un tendone circense allestito per l'occasione nei giardini Loris Fortuna. Sono 50 anni che si fa il Palio Studentesco, quindi è una bellissima realtà della città di Udine che coinvolge gli studenti delle scuole superiori che qui vengono a sperimentare l'arte del teatro, e quest'anno, per superare questo benedetto coronavirus, hanno deciso di fare qualcosa di originale, un palcoscenico all'interno di un tendone in un parco bellissimo che è il Parco Loris Fortuna qui in centro città. Veramente complimenti agli organizzatori, il Comune è ben felice di dare gli spazi per queste manifestazioni. Abbiamo lavorato per permettere ai ragazzi di fare teatro in presenza, che è la cosa fondamentale. Basta, il teatro virtuale non se ne può più, ecco, e quindi speriamo di aver raggiunto l'obiettivo. La prima cosa era farlo all'aperto, e dico sì, però in Friuli piove spesso e volentieri, e quindi dovevamo coprire la situazione. E poi è emersa la possibilità di noleggiare un tendone, e quindi dopo è nata questa cosa del circo che ci è piaciuto molto e che è molto bella come atmosfera, insomma è piaciuta a tutti. Ecco. Orario pomeridiano, anche questo inizialmente costretto dal coprifuoco, poi tutto si è allentato, ma adesso, prima no, e comunque penso che sia un orario che non disturba i ragazzi, li consente di spostarsi liberamente e dopo anche di andare a
a festeggiare insieme, insomma, quello che hanno realizzato nel pomeriggio. In Italia la nostra regione è quella in cui si legge di più e in particolare in testa c'è la provincia di Pordenone grazie a iniziative come Dedica e agli altri festival ed eventi sulla letteratura, la parola scritta e l'incentivazione al dialogo. Lo ha affermato l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli intervenendo alla cerimonia di consegna del concorso Parole e Immagini per Hisham Matar nell'ambito del festival Dedica. Dopo il nostro telegiornale l'appuntamento con Sport FVG, ancora qualche giorno di attesa per conoscere il futuro della panchina dell'Udinese. Slitta la decisione, oggi Zanetti ha incontrato i dirigenti del Venezia, Zanetti che è osservato speciale dei Pozzo che stanno appunto ancora riflettendo su un'eventuale conferma di Gotti o sulla sua sostituzione. Parleremo di questo ma anche di basket perché domani c'è gara 2 a Taranto per Oebige Steco Cividale che poi da venerdì potrà riaprire le proprie porte ai tifosi grazie all'ultima ordinanza regionale, è già partita la prevendita per 500 biglietti per assistere appunto di nuovo live a una gara di basket, nella fattispecie quella delle Eagles. E poi le immagini, i risultati della Verzegnis Sella Chianzutan, ma anche le parole di Pippo Fabbro, presidente della Manzanese, per uno storico risultato per gli Orange. Ci vediamo tra poco con Sport FVG, poi il meteo. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale. Buon proseguimento di serata.